A 2 anni di distanza dall'avvio delle procedure per l'elaborazione del piano di rilancio del Nuorese, i progetti del tavolo di partenariato elaborati sotto la direzione della cabina di regia regionale sono persi nei meandri della burocrazia cagliaritana. Le promesse fatte al momento della firma del protocollo d'intesa avvenuta il 15 luglio del 2016 sono rimaste inevase dal momento che la Regione non ha creato la commissione che avrebbe dovuto esaminare in ultima istanza i 154 progetti presentati a valere su 5 ambiti tematici. Dei bandi non si sa ancora nulla e, cosa ancora più grave, la Regione sembra essersi dimenticata di questa importante iniziativa per la quale ha stanziato complessivamente 81 milioni di euro. Per sottolineare la propria insoddisfazione nei confronti della Regione inadempiente, 11 associazioni di categoria rappresentative di tutti i comparti del Nuorese hanno convocato una conferenza stampa per rendere pubblica la propria posizione critica per quella che sembra l'ennesima promessa mancata. All'incontro, coordinato da Roberto Borgnoli, presidente della Confindustria della Sardegna Centrale, sono intervenuti i rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio, Confapi, CNA, Confartigianato, Confagricoltura, CIA Coldiretti, Lega Coop e Confcooperative. Tutti i consumatori diversi hanno sottolineato l'ennesima beffa da parte della Regione e, dopo aver chiesto alle associazioni e alle istituzioni del territorio di presentare i progetti, di fatto li ha bloccati non adempiendo alle formalità burocratiche. Nel corso della conferenza stampa è stato sottolineato come tutti i comparti siano al collasso, mentre la Regione non dà risposte sia come giunta regionale che come consiglieri regionali eletti nel territorio. Prosegue di fatto con la politica cagliaricentrica che sta svuotando gli altri territori. Il piano di rilancio del Nuorese era stato richiesto dalle associazioni di categoria e dai sindacati proprio per tentare di ridurre il gap con il resto dell'isola. Se entro 15 giorni non arriveranno risposte, le associazioni sono pronte ad andare a Cagliari e chiedere conto dei ritardi direttamente al presidente della Giunta regionale Francesco Pigliaro.